Conferenza stampa congiunta tra l'Ente Parco Valle dei Templi e il Fondo per l'Ambiente Italiano. Iniziative alla Giardino della Colimbetra. Gli interventi alla videogiornale Gloria Scafè. La sinergia tra il Parco Valle dei Templi e il FAI ha generato il biglietto cumulativo Parco Colimbetra, un espediente che permette di visitare in modo completo la Valle dei Templi e il Giardino della Colimbetra. Il prezzo del biglietto per i turisti è di 13 euro, per i residenti è di 12 euro. Il direttore dell'Ente Parco Giuseppe Parello e il direttore del Giardino della Colimbetra Giuseppe Lopilato si ritengono soddisfatti. Si riconnette al sistema una frammentazione apparente che poteva essere colta dai visitatori, cioè in realtà il parco è unico, comprende anche la Colimbetra, anche se ci sono soggetti diversi che la gestiscono, però il parco è unico, quindi abbiamo colmato, diciamo, un gap comunicativo da un certo punto di vista. Sul piano funzionale riteniamo che sia una cosa molto bella, cioè la possibilità in unico di acquistare un biglietto e quindi avere un percorso di visita che sia continuo e la valle apprezzata nella sua interezza di bene sia storico-culturale, monumentale, ma anche paesaggistico. Ecco, al momento la fruizione della Valle dei Templi da parte dei turisti come procede? No, sta procedendo molto bene, devo dire. I dati sono positivi, dall'inizio dell'anno abbiamo complessivamente un 3% in più e con una esplosione, possiamo dire, nel mese di luglio, anche a fronte del recepimento del decreto Franceschini, che ha da un lato dato la possibilità di accesso gratuito la prima domenica del mese e dall'altro ha tolto la possibilità di ingresso gratuito per gli over 65 anni. Questo di fatto ha conseguito da un lato un innalzamento degli incassi, che abbiamo avuto un saldo positivo del 10% circa nel mese di luglio, e anche dei visitatori, perché abbiamo avuto un saldo dell'8% in più. In sinergia sempre di più noi siamo a servizio del Parco della Valle dei Templi, è una nostra scelta, ci fa piacere dare il nostro contributo a questa città, stiamo lavorando con tutti quanti, con gli operatori turistici, abbiamo creato una rete di partenariato che tra l'altro vede grandi protagonisti come per esempio il Temple Tour Bus, che è una novità di quest'anno, abbiamo un biglietto cumulativo. Lavorare insieme a tutti per lo sviluppo della nostra città e soprattutto con il Parco della Valle dei Templi. Il biglietto cumulativo ha questo significato, non solo quello di avere un servizio di vendita nelle biglietterie del parco, ma quello di lanciare un messaggio che la Valle dei Templi è immensa. C'è la collina dei Templi, c'è il Giardino della Colimbetra, c'è il museo, c'è il quartiere ellenistico romano e poi c'è la città con tutte le sue ricchezze. Dobbiamo fare in modo che i turisti, quando vengono a Agrigento già in partenza, si mettano in testa che mezza giornata non basta, ce ne vogliono 3 in questa città. Quando riusciremo a fare questo faremo da Agrigento una città turistica veramente. Intanto da sabato 16 agosto comincia il nutrito programma di rappresentazioni nel Giardino della Colimbetra e a coadiuvare l'unione tra i due enti è il servizio navetta offerto dalla tua Agrigento Temple Tour Bus. L'azienda tua del trasporto urbano di Agrigento ha avviato un servizio navetta appunto in occasione degli eventi serali presenti sia al Giardino della Colimbetra che qui al Parco della Valle, che collega appunto questa navetta ai quartieri della città con questi siti. Chiaramente un invito a tutti i residenti soprattutto a prendere o usufruire di questo servizio. E questo perché è un progetto portato avanti in collaborazione, proprio in sinergia con i direttori e responsabili degli enti del territorio, proprio per promuovere, quindi in vista di un potenziamento e un miglioramento dell'offerta turistica nella città di Agrigento. In particolar modo quindi sia per i residenti ma anche per i turisti è stato avviato proprio dal 17 luglio di quest'anno il servizio turistico Temple Tour Bus, che chiaramente offre ai turisti questo modo diverso di girare e conoscere la città.